In occasione della mostra collettiva dal titolo Linguaggi alla 14ª, che si è inaugurata presso la Galleria di Elin Priganziol, abbiamo qui con noi Otello Manprin, membro del movimento artistico Materia Prima, al quale chiediamo di parlarci delle sue oramai famose impronte. Le mie impronte nascono da questa situazione in cui noi viviamo attualmente, estremamente caotica, dove abbiamo una ipercomunicazione che mi porta quasi ad uno stato confusionale. Siamo bombardati, io penso anche gli altri soffrano di questa particolarità del momento. Siamo bombardati continuamente da messaggi che si sovrappongono uno sopra l'altro. Difatti anch'io faccio delle scritture che si sovrappongono una sopra l'altra, creando anche dei grumi caotici, diciamo, no? Non delle scritture limpide e facilmente eleggibili. Tant'è vero che la mia scrittura è fatta da un assemblaggio di lettere, ma non sono parole che vogliono dire qualcosa, proprio un po' come i messaggi che noi riceviamo ma che a un certo punto non ci dicono niente, non ci comunicano. Quindi questa situazione, diciamo così, di incomunicabilità in cui noi viviamo mi ha praticamente ispirato questi lavori, dove l'impronta posso essere io, ma potrebbe essere anche qualsiasi di voi, no? Che si trova immerso in questo caos culturale, diciamo, no? E posso dire che quasi quasi la mia musa ispiratrice diventa la confusione che io ho dentro di me. Questo è il risultato di queste tele. Tengo a precisare che io sempre comunque negli anni, perché sono molti anni che dipingo, lavoro, espongo, l'indagine è sempre stata rivolta verso l'individuo, l'uomo che cos'è, praticamente la sua situazione continua e il suo evolversi. Ecco, adesso mi trovo in questa situazione dove non ho più chiaro niente, i valori praticamente sono quasi scomparsi e quindi il disorientamento che io provo lo trasporto sulle... Un artista sociale quindi che ha posto come suo soggetto ideale l'uomo e la confusione che questo vive nel mondo contemporaneo.